Ciao ed eccomi qui per la mia recensione su questa palette di It Cosmetics. Da Douglas è rivenduto questo marchio It Cosmetics e come novità mi sono accorta che ci sono queste palette. Io adesso non ho controllato in questo momento, però quando l'ho presa io c'erano tre palette, una sempre naturale più piccola di questa e una sempre sul grande che era scritto anti-age e aveva anche dei colori shimmer. Questa palette invece ha tutti i colori opachi. Quella shimmer non l'ho presa perché gli shimmer erano gli soliti che si trovano in tutte le palette, doratino, aranciatino, e non mi ha convinto per quel motivo, mentre questa che adesso vi faccio vedere ha tutte queste colorazioni che diciamo anche per giocare qui sulla piega non sono niente male, però bisogna partire con il principio che piacciono i colori opachi, perché a parte questo che è un satinato, gli altri sono tutti opachi. Vi faccio vedere la palette vera e propria. Allora, a parte questo mia ditata qui, cioè non è la palette fatta così, qui ci ho messo il dito sporco e non riesco a far andare via questa macchia. E questa qui sarebbe la palette vera e propria, è fatta così, si apre così a scatto e si chiude a scatto, è calamitata, si apre così, ha il solito foglio di protezione. Qui è cartonata come confezione, questa è la confezione, qui io adesso sì, insomma, potete piegarla come volete, il coperchio, c'è uno specchio e queste sono le colorazioni. Io adesso cerco di farvele vedere perché questa parte qui, come vedete, dà effetto specchio, per cui cerco di piegarmi un attimino che vediate un po' le colorazioni. Allora, sono tutte colorazioni opache, a parte questo che che dovrebbe essere satinato, non è shimmer, è satinato, per cui è qualcosa di meno luminoso dello shimmer. Questa colorazione, vedendo il resto del video, che io di solito me lo metto qui davanti, dà l'effetto che dà un sentore di luce perché è chiaro. E queste qui comunque sono le colorazioni di questa palette. E ok, allora, come vi ho detto, io l'ho presa perché mi incuriosita da provare prodotti di questo marchio. Poi ho visto tutte queste particolarità di opachi. Diciamo che gli opachi non sono gli ombretti che amo di più, perché su di me, specialmente sulla palpebra mobile, sono abituata a vedermi lo shimmer, ma diciamo anche se è fuori dai miei canoni, diciamo che all'inizio è stata un po' una delusione perché mi vedevo diversa dal solito, però utilizzandola, anche come vedete questo make up, sono riuscita ad arrivare a un punto di anche apprezzare questo tipo di palette. In totale ci ho fatto 10 make up, compreso quello che mi vedete addosso, e per cui nel prossimo clip, facendo un occhio di un tipo e un occhio di un altro tipo, in totale io ci ho fatto 10 make up. E ok, io adesso comunque durante il video io ho sempre utilizzato questo primer di Anastasia Beverly Hills, per cui tenete conto che schiara la palpebra questo primer. Io l'ho utilizzato per fare lo utilizzo in generale anche per fare questi video recensioni, perché se lo utilizzo durante il giorno non mi fa durare bene gli ombretti, preferisco quello di Urban Decay. Però per fare questi video che fra 10 minuti, un quarto d'ora, quando ho finito di registrare, mi strucco, non mi dà problemi che tenga o non tenga l'ombretto, non devo tenermi il trucco per ore. Comunque tenete conto che ho sempre utilizzato un primer e vi consiglio di utilizzare anche voi un primer, naturalmente il primer che per voi vi trovate meglio ad utilizzare sui vostri occhi. Ok, io adesso vi lascio
a tutte le clip che vi ho registrato e alle mie considerazioni finali con gli swatch, perché alla fine vi faccio anche, oltre ad averli utilizzati sugli occhi, vi faccio anche gli swatch sul braccio, vi metterò una foto, ok? Vi lascio alle clip. Ed eccoci qui per il primo trucco con questa palette di It Cosmetics. Allora, sull'arcata sopraccigliare inizio a mettere il colore panna opaco, che sarebbe questo qui. Questo sarebbe il pennellino con il prodotto e inizio a metterlo qui sopra. Vedete la mia palpebra già uniformata perché ho messo già il primer occhi. Io in questo caso ho utilizzato quello di Anastasia Beverly Hills, che è molto chiaro. Come vedete, tra una palpebra e l'altra, questo colore panna, avendo già messo il primer sul chiaro, mi sembra che non si noti molto, perché di qua c'è e di qua lo devo ancora mettere, ma sono già chiara dal primer che ho messo prima. Come colore di piega per entrambi gli occhi metto Soulful questo qui, che vi dico una cosa che sto notando registrando il video. La confezione della palette ha un senso di fare riflesso che mi cambia i colori della palette. Bisogna che stia attenta a come la metto per riuscire a mostrarvi i colori della palette. Allora, questo qui, come vedete, è un colore tenue, molto, molto carino da mettere sulla piega. Dopo aver fatto la piega, allora su un occhio inizio a mettere questo colore, il Transformist, che sarebbe quel colore chiaro sul satinato che c'è sulla palette ed è l'unico di questa texture. Vi faccio vedere con il pennello, sì, si nota e non si nota. Adesso prendo il... Sì, vabbè, come vedete, un po' io lo noto qui dallo specchio, ma sinceramente sarebbe quest'occhio in cui l'ho messo qui. Però sinceramente non so dirvi se in telecamera riuscite a decifrare il colore. Comunque lo prendo con il dito e questo è l'effetto. Beh, adesso con il dito mi sembra che si noti di più che di qua ci ho messo questo colore chiaro. Ci faccio due passate perché è molto, perché si noti di più, diciamolo, e riprendo un attimo con il pennello giusto per intensificare anche l'angolo qui interno. Nella parte esterna di quest'occhio volevo utilizzare Violet, il colore qui sul viola. Come vedete il colore si nota, vorrei quasi definirli colori pastello. Per intensificare qui nell'angolo esterno ci faccio varie passate. Ecco quest'occhio fatto così tranquillo, molto leggero. Adesso volevo farvi vedere lo stesso viola che ho messo qui, metterlo a palpebra piena su quell'altro occhio. Proviamo con il pennello, questa è la colorazione. Per scrivere, scrive tranquillamente. Bisogna partire col principio di pensare che siano colori pastello. Io comunque ci riprovo con le dita, questa sarebbe la colorazione. Adesso sia l'angolo interno che esterno lo faccio con il pennello. Ed eccomi qui con questi, adesso metto il mascara
e vi faccio vedere più con il mascara messo. Comunque adesso mi vedete senza mascara. Qui di qua ho fatto il punto luce più chiaro e ho iscurito solo l'angolo esterno. Con lo stesso colore l'ho messo a tutta palpebra e questo sarebbe il risultato. Metto il mascara e torno. Eccomi qui con il mascara messo. Ho utilizzato il Monsieur Big di Lancôme come mascara. Questo sarebbe il suo scovolino che è fatto così e questo sarebbe il risultato di questo prima clip di trucco che vi propongo. Vi allungo l'immagine così, così mi avvicino, mi allungo l'immagine, devo ancora togliere questo qui. Ho fatto il cerchietto, questo è il risultato di questa mia due proposte di make up con punto luce e senza punto luce. Sulle labbra ho messo Payday di Huda Beauty e questo qui è il colore. Ok, io adesso per questa clip la chiudo qui e ci vediamo nelle prossime clip con altre proposte di questa palette. Ed eccoci qui per una seconda clip di trucco, solamente che questa volta faccio gli occhi uguali perché devo uscire. Ho già messo questo colore panna qui sopra, visto che è l'unico panna adatto da mettere qui sopra. Adesso volevo fare la piega con questo colore qui. Questo è il colore. Come vedete da un occhio ad un altro, come vi ho già detto nel clip, penso di avervelo già detto, sono colori alquanto tipo pastello, per cui sì, si nota, ma non è quella colorazione accesa a cui ci siamo abituati con altre palette. Ci faccio una seconda passata, ma vi devo dire che per uscire questa mattina e per avere un trucco leggero così mi può anche andare bene. Poi l'altro occhio lo faccio dopo. Adesso volevo mettere nell'angolo qui interno il solito colore shimmer qui Transform Mist. Lo prendo direttamente con il dito, così faccio più velocemente e lo metto qui. Con il pennello mi aiuto a fare la parte interna dell'occhio e adesso penso alla parte esterna, che volevo mettere questo colore qui, questo qui. Adesso cerco di mostrarvelo nel miglior modo possibile. Questo qui lo prendo con il pennello, visto che devo fare la parte esterna e un attimo di precisione qui sull'angolino mi ci vuole. Come vedete la colorazione scrive, adesso lo stratifico giusto per arrivare a quella intensità che mi va bene. Qui cerco di raggiungere nella maniera giusta l'angolino e qui cerco di dare un senso di sfumare i due colori. Eventualmente riprendo con il pennello anche un attimino quello chiaro, sempre da pennello pulito, riprendo un attimino quello chiaro giusto per aiutarmi a dare un attimo di sfumatura. E questo è un trucco, lo devo un attimino regolare qui sull'angolino, però questa è l'idea di trucco per questa mattina. Ok, faccio l'altro occhio, mi metto il mascara, il rossetto e torno. Ecco qui questo semplice trucco di questa mattina. Come mascara ho utilizzato il Measure Pressure di Nabla. Allontano l'immagine così vi faccio vedere anche il rossetto. Ed eccomi qui, come rossetto ho messo un rossetto in stick di KVD Vegan Beauty
e lo trovate da Sephora, è Lolita e questa qui è la colorazione. Sono le 8 di mattina, mi devo soltanto cambiare, mettere gli orecchini e partire perché sono in pigiamino. E ok, anche per questa clip la chiudo qui e ci vediamo nelle prossime clip con altri make up con questa palette. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, ho già messo il colore panna, adesso nella piega provo a mettere questo, anche se me lo vedo un po' chiaro, comunque ci provo. Questa è la colorazione sul pennello. Sì, no, non si nota, mi sembra niente né da un occhio, la differenza tra i due occhi di questo che l'ho messo e di questo che non l'ho messo, mi sembra veramente che non, oppure c'è un leggero qui, ma è troppo leggero che ci aggiungo sicuramente dell'altro. Faccio anche sull'altro occhio giusto per fare la piega uguale per entrambi, che se eventualmente ci sono delle sfumature di colore diventano uguali. Comunque, come vedete, questo colore non si nota. Allora provo a mettere nella piega questo qui, che sicuramente si noterà di più. Questa è la colorazione. È chiaro anche questo, però questa è la seconda passata, mi sembra che qualcosa si inizi a notare in questa piega. Questo l'ho messo, questo no, mi sembra che qui un po' di ombreggiatura ci sia. Ecco fatto, l'ho messo su entrambi gli occhi. Adesso penso allora, un occhio nella parte qui interna, ci metto come al solito il Transformist, questo qui della cialda grande, per cui un occhio faccio questo, lo metto direttamente con il dito, così vado sia più velocemente e anche a più luce, tra virgolette. La parte interna la faccio con il pennellino e adesso pensiamo alla parte esterna. Allora, nella parte esterna volevo mettere questo colore qui, per cui su un occhio lo metto nella parte esterna, sull'altro occhio metto a tutta palpebra mobile sempre questa colorazione. Questa è la colorazione sul pennello e qui la metto qui di lato, come vedete colorazione anche c'è. Faccio varie passate giusto per raggiungere quell'intensità che mi vedo che mi piace avere. E qua tra i due colori cerco di sfumare la situazione, giusto di non avere uno stacco netto. Ci aggiungo, perché come vedete sfumando si è un po' anche persa l'intensità, per cui ci aggiungo, lo lavoro un po', diciamo, in base a quello che penso di raggiungere con questa colorazione. Nell'altro occhio lo faccio a palpebra piena, allora lo prendo con il dito, questa colorazione, e lo metto direttamente. Adesso l'angolo interno e l'angolo esterno li concludo con il pennello. Ed ecco fatto questi due occhi, vi ho fatto vedere una parte, ho fatto solo la parte esterna, questo ho fatto a palpebra piena questa colorazione. Metto il mascara e torno. Ed eccomi qui con il mascara messo. Questo è l'effetto di queste due proposte di oggi. Come mascara ho messo questo qui di Pat McGrath e sarebbe questo qui, lo scovolino, mentre sulle labbra ho messo Lolita in stick, che è un rossetto in stick di KVD Vegan Beauty, che lo trovate da Sephora, e questo qui è il rossetto.
Ed ecco fatto anche questa proposta, così vedete anche un po' da distante. Questo è l'effetto di fare solo la parte esterna oppure di fare a palpebra piena con questa colorazione. Ok, ci vediamo alla prossima clip. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, il panna già messo, che è il classico panna che metto qui. Come piega questa volta volevo provare questo colorino, è scuretto ma vediamo come sta sulla piega. Questa è la colorazione qui sul pennello, ci vado leggera perché ho paura che sia troppo scuro su di me, però come prima spennellata mi sembra che ci possa anche stare, sì, non è... lo pensavo, sinceramente lo pensavo peggio. Questo è un occhio fatto, l'altro no, si nota sì che c'è questa piega che va bene. Ed ecco fatto la piega su entrambi gli occhi. Per quanto riguarda la palpebra mobile, volevo utilizzare a palpebra piena su un occhio questo che dà sul blu e su un occhio che è il nero. Vi dico che sono trucchi che su di me non me li vedo molto bene, però so che vengono usati e per cui ve li propongo. Allora, su un occhio mettiamo a palpebra piena il blu, questa sarebbe la colorazione blu. Come vedete con il pennello scrive, ci vado di dito per fare anche più velocemente, questa sarebbe la colorazione. Ci faccio varie passate giusto per aggiungere un'intensità che può piacere. E adesso l'angolo interno ed esterno lo concludo con il pennello. Cerco un attimo perché vedete che dà l'impressione che sia un po' a macchie più chiare e più scure. Cerco un attimo di mettere a posto la situazione anche con il pennello, mettendo prodotto sopra dove che mi sembra che ci siano un effetto macchia. Diciamo che io meglio di così non riesco a fare e adesso passo all'altro occhio e ci metto il nero. Questa sarebbe il nero sul pennello nero, sicuramente non si nota, anche questa colorazione colora, però io ci vado con il dito anche perché faccio più velocemente. Ok, adesso l'angolo interno ed esterno e un po' qui che mi vedo più chiara, rimedio con il pennello. Ed ecco questi due occhi con colori scuri fatti. Sinceramente adesso non so se in telecamera si nota, cioè dal vivo mi sembra che si noti meno, però in telecamera mi sembra che ci siano più punti un po' più chiari e un po' non mi sembra molto omogenea la situazione. Comunque adesso ci metto il mascara, poi torno e vediamo il risultato con il mascara. E questo è l'effetto con il mascara messo. Allora, sì, sono anche belli da vedere, danno, cioè si nota subito il chiaro dell'occhio, diciamo, però boh, sarà perché non sono abituata a vedermi con questi make-up così scuri, allora mi fa un certo che. Comunque, mascara e rossetto è lo stesso della clip precedente e questo è il risultato di cosiddetti smokey eye, come vengono di solito definiti. E questo qui ho tentato di utilizzare queste due colorazioni più scure, una sul blu e una sul nero, e questo è il risultato che mi è uscito. Ok, ci vediamo nella prossima clip per altri make up. Ed eccoci qui per l'ultima clip di due trucchi con questa palette. Ho già messo il color panna, che è questo qui sopra, però iniziamo adesso con la piega mobile. In entrambi gli occhi metto questo colore qui. Questo è il colore sul pennello, ci vado lentamente perché non lo conosco questo colore e non vorrei fare macchia, così vedete che lo distribuisco molto lentamente come
come inizio, poi inizio a sfumare ed ecco fatta la piega. E dopo aver fatto la piega, allora su un occhio ci metto sempre il solito qui Transformist sulla parte iniziale, giusto per mettere un punto chiaro. Lo prendo direttamente con il dito, visto che con il pennello ve l'ho già fatto vedere. Lo riprendo varie volte per una mia idea di intensificare il chiaro. Prendo il pennello e faccio la parte qui iniziale dell'occhio. Adesso nella parte finale, qui come punto scuro, ci metto questo, aiuto che non si è persa l'inquadratura, eccoci qui, ci metto questo viola. Per scrivere, adesso ci faccio varie passate, giusto per raggiungere quel punto di punto di colore che più mi ispira a avere. Qui che si è formata una riga, cerco di andarci sopra con il pennello, eventualmente ci prendo anche un po' del bianco, questo qui, e lo riprendo facendo così tolgo quell'effetto di riga che si era formata. Continuo un attimino a intensificare proprio qui sull'angolino. Ok, più di così non diventa scuro, per cui quest'occhio lo lascio così. Nell'altro occhio ho deciso di fare a palpebra piena questo colore qui, che è l'ultimo che devo ancora utilizzare. Allora, prima lo prendo con il pennello, questa è la colorazione sul pennello. Beh, che sia scuro e che colori, questo sì, io faccio con il dito, che sarebbe questa la colorazione. I due angoli adesso li faccio con il pennello. Ed eccomi qui fatto questi due occhi. Comunque tenete conto che anche questa parte scura più o meno che ho fatto di qua la si può usare come palpebra piena. Io adesso per fare l'ultima clip e per utilizzare in tutti i colori ho fatto un occhio, però vi devo dire che l'idea di mettere questo violetta a palpebra piena mi sembra un'ottima idea. Ok, metto il mascara e torno. Ed eccomi qui con il mascara messo. Queste sono le altre due proposte per oggi. Allontano la videocamera così vi faccio vedere nel complesso com'è la situazione. Ok, questa è la situazione in generale di come ho fatto oggi. Come mascara ho messo Pat McGrath e come rossetto, sempre restando in casa Pat McGrath, ho messo Flash 3, che sarebbe questa colorazione. Ok, queste sono altre due proposte e noi ci vediamo nella clip precedente per le considerazioni finali, gli swatch fatti sul braccio, e ci vediamo fra 2 secondi. Ed eccomi qui per la mia ultima clip di questa recensione. Come vi avevo anticipato nella clip precedente, questo colore poteva stare bene anche a palpebra piena, e come ultimo make up ho deciso di fare, non ve l'ho fatta vedere, non l'ho registrata, però vi faccio soltanto vedere l'applicazione a palpebra piena di questo colore, come sarebbe stato il risultato. E vi devo dire che non è niente male, mi piace anche questo colore così a palpebra piena, un effetto molto naturale, molto portabile e tranquillo. Il rossetto e il mascara ho tenuto lo stesso dell'ultima clip che avete visto. Ok, dopo avervi fatto vedere anche quest'ultima possibilità di make up con questa palette opaca, vi devo dire che nell'utilizzarla, come vi avevo già anticipato all'inizio del video, sono riuscita anche ad apprezzarla. Nella mia prima delusione iniziale, perché sono troppo abituata ad avere brillantini, scimerini qui sulla palpebra mobile,
sono riuscita nell'utilizzarla ad apprezzare anche questa palette. Io adesso vi faccio passare una foto degli swatch, per cui credo di farne due, una di questa riga e un'altra di questa riga. Ok, dopo aver fatto vedere anche gli swatch, vi aggiungo che non ho visto problemi di fallout con questa palette, per cui anche avendo fatto anche le clip da vicino non è che avessi perdita di colore qui sotto, per cui è un lato positivo anche questo. Nel resto devono piacere le colorazioni e i colori opachi, poi ogni persona decide come è meglio utilizzarla nel prenderla. Io vi ho fatto vedere le mie proposte. Ok, io adesso credo di averne parlato ampiamente, di avervi fatto anche un discorso visivo che è forse il più utile delle mie parole, e io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!